La Guardia di Finanza di Chioggia la scorsa notte ha sequestrato 4 quintali di vongole veraci pescate senza autorizzazione nella laguna di Venezia. Le fiamme gialle avevano intercettato un barchino con 2 persone a bordo che si era dato alla fuga fino a che non è finito in secca. I 2 occupanti hanno tentato di fuggire a piedi, ma sono stati presto rintracciati. Il barchino è di proprietà del titolare di una concessione lagunare destinata all'allevamento, che è stato denunciato assieme all'altro pescatore. I caparazzoli erano privi di documenti che ne attestassero la provenienza. A bordo anche 19 sacchi di prodotto seminale. Non ci sta il capitano Elio Nordio, detto Tina, a passare per ubriaco. Eppure questa è la voce che è circolata in città dalla mattina di ieri, quando si è appreso che il suo peschereccio Riccardo T si è arenato dopo un urto davanti alla riva lagunare di Caroman. Seduto nella sua abitazione di Sottomarina, in un dialogo esclusivo con Chioggia Azzurra, il 67enne pilota racconta la propria versione dei fatti. Qualche furbo ha voluto registrare la conversazione che ho avuto con la capitaneria di porto di Chioggia, esordisce Tina, ma quello è il mio modo di parlare e chi mi conosce lo sa. Troppe chiacchiere senza sapere le cose, perché non avevo bevuto. Io non ho mai negato 1 o 2 bicchieri di vino facendo merenda, ma non ero ubriaco e avevo anche lo stomaco pieno da mezzanotte. Cosa è successo dunque attorno alle 2 della notte fra giovedì e venerdì? Improvvisamente si è spento uno dei radar, racconta Elio Nordio, e anche l'altro aveva avuto un contatto. Poi, dopo il cimitero di Pellestrina, ho avvertito un grosso colpo. Abbiamo urtato una briccola sommersa e siamo andati in secca. Il video del dialogo e la continuazione della cronaca della scorsa notte, con le parole in esclusiva di Elio Tina, sono nel blog Chioggia Azzurra. Sono finalmente arrivati i rimborsi per il fermo biologico della pesca adriatica nel 2018. Da ieri si sono aperti i rubinetti dopo che già lo scorso luglio il Ministero per le Politiche Agricole e la Pesca aveva destinato i fondi. Quest'anno erogare i contributi agli armatori non sarà più l'INPS come avveniva in precedenza, bensì la Capitaneria di Porto di Venezia, attraverso bonifici bancari. I pagamenti andranno completati entro un periodo che si stima di 15 giorni. È una battaglia vinta dal sindacato, dice Pierpaolo Piva della FAI CISL, ma ora vogliamo vincere la guerra, ovvero ottenere un ammortizzatore sociale strutturato. Piva, che si dice soddisfatto per il restringimento dei tempi di corresponsione, i rimborsi del 2017 erano infatti arrivati a marzo 2019, sarà giovedì 24 al Ministero per un incontro al quale potrebbe partecipare anche la ministra Teresa Bellanova. La scuola di formazione politica curata dall'associazione culturale Il Circolo Veneto allarga i propri orizzonti. Da quest'anno, oltre ad avere 3 sedi, a Chioggia, Mestre e Jesolo, ha ottenuto il patrocinio della città metropolitana di Venezia e da 20 comuni della provincia. La scuola è stata pensata e organizzata per offrire strumenti didattici non solo ai comuni cittadini con una forte passione per la politica, ma anche per chi è interessato ad amministrare. L'iniziativa in questi anni ha coinvolto centinaia di allievi di diverse estrazioni politiche e svariate amministrazioni locali. Quest'anno sono già 76 gli aderenti, di cui 21 a Chioggia, 36 a Mestre e 19 a Jesolo. I corsi partiranno rispettivamente lunedì 4 novembre dalle ore 20 a Chioggia nella sede dell'Oratorio Salesiano Don Bosco, sabato 9 novembre a Mestre, mentre a Jesolo inizieranno mercoledì 20 novembre. Nella scorsa edizione sono stati rilasciati 52 attestati a chi ha superato il 70% delle presenze alle elezioni. Le adesioni ai corsi 2019-2020 si raccolgono entro martedì 22 ottobre stampando, compilando, firmando e inviando il modulo allegato al blog Venezia Moderna. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'indirizzo mail info@beniaminoboscolo.it oppure il numero 347 86 13 486. Le lezioni in programma vertono sui bilanci degli enti locali, sulla comunicazione politica, le società in-house per i servizi comunali, i finanziamenti e gli investimenti nel territorio, la promozione attraverso i social media.
Inaugura oggi alle 17, nella sala espositiva adiacente al Museo Civico in Campo Marconi a Chioggia, la mostra fotografica Sguardi d'Oriente, realizzata dal viaggiatore Domenico Augusti e dal Fotoclub Cavarzere dopo anni di reportage e osservazioni. Le immagini ritraggono paesaggi e soggetti dalla Thailandia alla Cina, dall'India al Laos, monasteri buddisti e vette himalayane, le steppe, la grande muraglia e la giungla del Borneo, persone e costumi di ogni luogo. L'allestimento, che è curato nel quadro della rassegna geopolitica Orizzonti, rimarrà visitabile tutti i giorni fino a domenica 26 ottobre, con orari 10-12 e 16-19 e ad ingresso gratuito. La banda è una canzone, risponde sicuro uno scolaro della primaria Chiereghin di Borgo San Giovanni, che stamattina, assieme agli studenti dell'adiacente secondaria Olivi, hanno assistito alla lezione concerto che la banda musicale giovanile, diretta dalla maestra Rosella Tiozzo, ha tenuto dalle ore 11 nel plesso ex elementare. Decine, probabilmente centinaia di nuovi ascoltatori che hanno preso forse il primo contatto con la realtà bandistica dello suonare assieme. I colletti bianchi e le felpe con cappuccio hanno prestato attenzione ai vari strumenti a fiato, spiegati uno dopo l'altro dalla maestra e dagli stessi giovani musicisti tra un brano e l'altro. Il prossimo appuntamento con le lezioni concerto della banda musicale giovanile sarà il 30 ottobre nel pomeriggio alla scuola primaria Caccin in viale Tirreno a Sottomarina. Ogni sabato pomeriggio comunque gli strumenti per i più piccoli sono a disposizione nella sede della banda cittadina Palazzo Ravagnan, con accesso da Rivavena 895 a Chioggia.